Buonasera signor Littero, lei mi ha fatto tribolare. Buonasera. Stasera. Buonasera, come sta? Perché è arrivato così tardi? Ho saputo che c'è stata mia mamma. Sì, ha saputo quello che ha fatto, quello che ha detto. Come l'avete trattata? Bene? Noi l'abbiamo trattata bene, però sua mamma, che fa Virginia di nome e Illibata di cognome, alla fine, insomma, un po' comunellina è stata. Sì, vero? Sì. Sì, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lo so. Così. Ha visto un signore sì. che, guarda caso, era tra il pubblico. Ah, sì? E se n'è andata con lui. Se n'è andata con sì. lui? Vabbè, sempre a casa e poi torna. Sì, certo. Questo si chiama cunotto dei babbi, però va bene così. Lei come sta? Bene, Sì? bene. Lei? Io sto bene, sto benissimo. Adesso Voi sono come più tranquillo. state? Tutti bene? A posto, signor La Rosa. Senta, signor Littero, lei come si sta preparando all'estate, che ormai è arrivata, anche con il grande caldo? C'è caldo anche in teatro. Io ho avuto esperienze di trauma col mare, Sì? signor La Rosa, per cui quest'anno non so quando ci vado, se ci vado. Ma lei parte, si sta preparando per partire? Per No, io di solito il primo bagno una volta mi facevo per Madonna Grazia. Sì. La Madonna Grazia. Sì. Però c'è troppo freddo. Ora... Anche se lei sa che a Catania è per la Madonna del Carmine. E di fatto ora passare per Madonna Carmine. Esatto, il 16 Io luglio. ho il bagno mariano, come si dice? Mi faccio sempre il nome della Madonna. Legato alle feste, insomma. Sì. Senta, ma dico, partirà, vuole partire, ha in mente di andare da qualche parte? Ma che cosa vuole che ci dica? Dopo i viaggi che mai ho fatto io, che ho avuto danni, lei lo sa benissimo. Ah, sì? Signor La Rosa, me ne hai pigliato collere, scante, spavente, dispiacere. Guardi, quando veni a Milano, e lei sa che mi è successo. Quando veni a Roma, che ci andavo per lavoro, non è che ci andavo per piacere, ci andavo perché il successo che c'era stato qua nella trasmissione, sì. Grazie alla sua trasmissione e a lei, quindi mi volevano a Roma, che mi volevano fare l'attore del cinema. Del cinema? Mi volevano fare travagliare in dove cinema. Lavorare nel cinema? Lavorare nel cinema. Ma a vendere gazzose? A vendere gazzose. L'attore dovevo fare. Pensavo lavorare nel cinema a vendere gazzose, popcorn. E mi ricordo, signor La Rosa, me lo ricordo veramente, delle cose che tu non ti puoi scordare, delle cose che ti restano. Già quando io partì, che mia moglie... Già usate lei quando mi desse la valigia e cose che mi disse, come io me ne stai a travagliare. Che le ha detto sua moglie? No, tu fai le battute, mia moglie con una mano queste donne siciliane, questa gelosia, ma basta. Ma né gli uomini per le donne, né le donne per gli uomini, basta. Lasciateli liberi questi per uomini. dirlo in italiano, non ne potiamo più di questa gelosia. Giusto. E che cos'è? Mia moglie con una mano mi desse la valigia e con l'altra mano mi disse Letterio, non credo che ora te ne vai a Roma, incontri qualche bella attrice e te scordi di mia. Ma dai. Ma come può dire una cosa che io sto andando là a buttare sangue a lavorare? Ma certo. E io me lo ricordo come se fosse domani, che ce lo hai chi in erba, ce lo hai a valigia di mano e ci rispondi guardandolo negli occhi? Negli occhi? Nell'occhio, perché uno l'aveva chiuso, l'altro l'aveva aperto. E chi c'è lì, l'occhio chiuso, sempre chiuso aperto c'è italiano, no? Quello che ha abile, insomma. Ecco, ci ho guardato l'occhio e ci ho detto, ma tu veramente stai parlando sopra del serio, stai parlando? No, un momento, fermato un mondo. Sì. Ma tu pensi che io me ne vado a Roma a buttare il sangue, a lavorare, incontro qualche bellatrice, che so, una cucinotta? Dico, è siciliana, è messinese, è nostra amica, Maria Grazia Cucinotta. E mi scordo di te, Ma tu, mai! Tu pensi che io me ne vado a Roma a buttare il sangue, incontro, che so, una Ferilli? Sabrina Ferilli, bella, bellissima, ma... E mi potessi scordare di te, Ma dai! Mai! Tu pensi che io me ne vado a Roma, incontro, che so, una Falqui? Falchi. Anna Falqui, sì, quella bionda con gli occhi azzurri. E mente tanto. Fermo! E tu pensi? Ma io dico, ma perché? Perché mi ci metto, dai. E tu pensi che io mi potessi scordare di te, Mai. Disse in da mia vita minchiata che ho grossa di chitarra. E allora è inutile che chieda alle donne di non essere gelose. Vabbè, lasciamo perdere. Poi venì praticamente... Lei se n'è andato a Roma, quindi è partito dalla stazione. Il cuore mi batteva, sì. Ma perché mi batteva? Era emozionato. Forse perché ero vivo. Certo, il cuore le batte. Mi sentivo il cuore che mi batteva proprio sdum, canta la carota, lo sentivo da vena da giugulare,
da giungla sentiva la cosa boom boom. La vena della giungla, la giugulare, la carotide, che dice? Ero troppo emozionato. Troppo emozionato. Ero preoccupato perché disse non può essere che tutto va bene, che tutto va dritto, non può essere che non c'è manco un intoppito, può essere che non c'è un intoppito. E io mi aspettavo che mi succedeva qualche cosa per strada, arrivai alla stazione di Catania, signore e signori presenti, signori della corte, appena arrivai a Catania, entro alla stazione. Colpo di fortuna, non c'era nessuno. Non c'era nessuno, fortunato. Entro alla biglietteria. Le biglietterie sono tutte uguali in tutta l'Italia, tutte quasi le biglietterie di stazione. Non c'era nessuno. Nessuno. Nudo. Che? Manco l'impiegato, nudo c'era. Io pensavo che non ci fosse folla, che non ci fosse. Non c'era nessuno. Pubblico. Io che mia educazione. Questo è vero. Tutto mi potete dire. Lei è educato. Tutto mi potete dire, che sono maleducato, che sono vastaso, ma per educazione, signor La Rosa. Se lei è maleducato e vastaso è ineducato. Lei invece lo dica sicuramente perché lo può dire, è una persona per bene. Allora dovete sapere, per chi non avrebbe mai viaggiato, può succedere che c'è gente che non ha viaggiato. Lei ha viaggiato? Io qualcosa ho fatto, le biglietterie delle stazioni ferroviarie dell'Italia sono tutti uguali. È una specie di grande salone come questo qua. Nel centro c'è un banco che divide a sala in due parti. Qua ci sta l'utente, il cliente, quello che deve, e di qua ci stanno gli impiegati. Questo bancone è alto così, che può essere di legno, può essere di marmo, può essere di pietra, può essere come è. Va bene. Di sopra questo bancone c'è tutto un vetro che io vedo a te e tu vedi a me e ci vediamo tutti e due. Scusi, il vetro è trasparente, quindi è chiaro che si vede da una parte e dall'altra. Bravo. Quindi chi è che vede? Io vedo a te e tu vedi a me. E quindi? Io vedo a lui vede a me. Però si dice io vedo a te, tu vedi a... Cioè se lei si mette là, io dico io vedo a lei e lei vedo a me. Mentre vero, se no, però in generale tu vedi a me e io vedo ci vediamo tutti e due. Esatto. Ecco. Poi ogni tanto in questo vetro c'è un buco così, da quando che ci consente all'impiegato di parlare con quello che si deve fare il biglietto. Tutto questo buco che lei ha appena è una specie di oibò. Come? Una specie di oibò, quello da nave. Sì. No, è tutto pulito la stazione. No. C'è una cosa pulita. Non volevo dire blo, è oblò. Si chiama oblò. Ah, oblò, si chiama oblò. Io appena arrivato alla biglietteria, signor La Rosa, siccome non c'era nessuno, io che mi arrischio a entrare, non entro, perché se poi manca qualche carta, manca qualche cosa, chi c'era qui, vengono i carabinieri, fanno le indagini e è fortuna mia. Beh, giusto. E allora io sono rimasto fuori. Giusto, lei ha detto io intanto chiedo, aspetto. Io mi metto davanti alla porta e non entro e aspetto. Bravo. E il cuore mi batteva, dovevo andare a Roma, a valigia, signor La Rosa, ero pronto, mi serviva solo, tutto pagato avevo, non è che io potevo pagare, tutto pagato, viaggio, albergo, ristorante, tutto. All inclusive? All inclusive? No, dico io, avevo tutto pagato. Capito? Albergo, ristorante, per giorni e giorni. All inclusive? Lei? Stavo andando a Roma per lavoro. Ho capito. E avevo tutto pagato. Albergo, ristorante, viaggio, andata, viaggio di ritorno. All inclusive. Minchia, io avevo tutto pagato. Ho capito. Tutto pagato. E quando uno ha tutto pagato dall'agenzia o in questo caso dalla casa di produzione cinematografica, vuol dire che è tutto incluso. All inclusive. Ma allora perché non me lo dice? Si dice. No, io non picchia mi spara da parola. Io il francese non lo so parlare. Non è francese, questo è inglese. Ancora peggio. Lei non è anglosassone. Se è una mane parola c'è lei. No, io lasci stare, lasci perdere. Mi racconti di questa biglietteria. Io non ne usciamo perché voglio sentire un altro pezzo di Ivana Spagna. Sì, sbrighiamoci, va bene. Che lo voglio sentire pure io. E allora mi fermai davanti alla porta, dico io non entro, e ho aspettato 10 minuti, col cuore che mi batteva, 10 minuti parevano 11 minuti. Lei lo capisce, no? C'è quel minuto del cuore che batte. Il cuore che batte. Finalmente dopo 10 minuti arrivava un primo impiegato. Che camminava dall'altro lato, spuntò da un'altra porta, dietro il bancone, ve lo giuro.
Se ci stai un cenno tanto, signore Maccastiari, mi devo riducere come iso. Ve lo giuro, questo impiegato camminava dietro il bancone. Sì, come camminava? Mi faccia vedere come camminava questo impiegato. Questo impiegato camminava dietro con una sigaretta astutata in mezzo alle dita, camminava così. Lento, sciolto, dinoccolato, senza premura, con andamento sempre costante. Un salone è lungo, ma l'ho capito, mi si sbrighi perché non ho più niente da dire. Io arrivato a un certo punto, fermo là, mentre questo camminava, ci si senta, scusi, questo si gira e mi fa, non mi posso fermare che c'ho premura. No, per giù. Quindi anche liscio e matelico. A tutti i scemi capito, tutti io. Sì.